E dopo la tonificante vittoria ai danni della Norvegia domenica scorsa in Coppa Italia, la compagine dei Templi è pronta alla sua seconda consecutiva sfida contro il Ragusa del tecnico ignoffo. Una gara che si sarebbe dovuta disputare all'Aldocampo di Ragusa, ma che per sua esplicita richiesta della stessa compagine Iblea si giocherà invece allo stadio Esseneto. La compagine Iblea è in grande forma e l'avere superato fuori casa il Siracusa non è stata veramente una cosa da poco conto. Quella che attende dunque l'Agregas è una sfida molto impegnativa, una sorta di prova del 9, in vista anche dell'inizio del campionato che prenderà il via proprio la prossima domenica 10 settembre. Ricordiamo che il Ragusa sotto una rete è stato bravo a ribaltare il risultato con le reti messe a segno da Garuffi e Tuccio. Unico assente di questa sfida sarà il difensore Porcaro per squalifica. Infatti quest'ultimo è stato espulso insieme all'aretuseo Russotto. Il Ragusa è una compagine organizzata e ben assortita che annovera calciatori di provata esperienza e all'Esneto intenderà fare bis per proseguire il proprio cammino in Coppa Italia. Anche l'Agregas è una squadra in piena forma e i giovani leoni di Marco Coppa sono pronti a dare battaglia dopo la convincente prova d'orgoglio espressa contro la nuova Igea Virtus. Tra l'altro va ricordato che si sono rivisti in gruppo il giovane Baio e il giapponese Morimoto, che fremono per scendere in campo. La gara di Coppa Italia Agregas-Ragusa, fischio d'inizio alle ore 16, sarà diretta da una terna tutta palermitana, Umberto Spedale di Palermo, con assistenti Manfredi, Canale e Roberto Cracchiolo, anch'essi della sezione di Palermo. Mister Coppa, domenica Coppa Italia in casa contro il Ragusa, che partita dobbiamo aspettarci? È una partita diversa rispetto a quella della volta scorsa perché l'avversario è un avversario diverso, con caratteristiche diverse, per cui sarà una partita da giocare in maniera, da interpretare in maniera diversa rispetto a quelle di domenica scorsa. Le tue sensazioni quali sono? No, i ragazzi stanno bene, i ragazzi sono allenati benissimo e anche da un punto di vista della condizione atletica continuano ad essere sempre più brillanti, per cui bene, le sensazioni sono buone. Che settimana è stata in casa Agregas? No, una settimana di serenità, di tranquillità, però sicuramente dobbiamo stare calmi, sereni, non farci prendere da troppo entusiasmo perché è stata una partita, è stata una partita di Coppa Italia, una singola partita, per cui dobbiamo stare con i piedi per terra. Nel dettaglio il Ragusa che avversario è? È un avversario che sa giocare a calcio, che ha delle trame importanti, per cui bisogna stare attenti da un punto di vista soprattutto tattico. Un altro bel banco di prova in vista dell'inizio del campionato. È uscito il girone, come ti sembra, questo girone I? È un girone complicato, con grandi piazze e noi dobbiamo tentare di lavorare sempre di più. Cristian Giama, l'Agregas domenica affronta il Ragusa in Coppa Italia. Siete pronti per questa partita? Assolutamente sì, siamo pronti, abbiamo fatto una settimana ancora intensa con i lavori, quindi sarà sicuramente una partita importante per noi per vedere se siamo migliorati in qualche situazione. La vittoria contro l'Igea ha innalzato il vostro morale? Sì, un pochettino, ma dobbiamo ancora tenere i piedi su terra, questo ancora iniziato, deve iniziare, quindi dobbiamo scegliere la strada giusta per arrivare fino in fondo il più alto possibile. Contro il Ragusa domenica che partita ti aspetti? Sicuramente una partita difficile, loro hanno una bella squadra, un allenatore che fa giocare bene la squadra, quindi noi saremo più attenti di quello che siamo stati domenica scorsa, quindi ci tendremo a fare una bella partita, no? Si conosce il girone dell'Agregas, dammi un giudizio sulle avversarie. Ci sono avversari di tanta storia, quindi, ma anche noi siamo per la strada giusta, quindi sicuramente sarà un campionato molto difficile e penso che anche sarà un po' regolare il campo.